La povera ragazza si mise in ginocchioni, lasciatemi andare, che mamma mi è malata. Se è malata la guarirà, voglio godere la mia libertà. La prese per la mano Così l'attore Umberto Fabi, col canto e con le parole, ha rievocato al pubblico della Sala Rossini del Pedrocchi la tragedia di Norma Cossetto. La giovane frequentava la nostra università, non nascondeva le sue idee fasciste e per questo i partigiani comunisti la rapirono. Noi ricordiamo una martire, una italiana che è stata massacrata 70 anni fa giusti, il 4 ottobre del 43, Norma Cossetto, universitaria a Padova, venne uccisa, venne gettata viva, ancora viva, dopo giorni e giorni di tortura e di violenza carnale da parte di 17 partigiani comunisti, venne gettata viva in una foiba e morì 70 anni fa. Un destino spaventoso, quello di Norma Cossetto, del tutto simile a migliaia e migliaia di altri italiani, uomini, donne, bambini, fascisti e anche no, che i titini e i loro alleati partigiani comunisti italiani infoibarono anche dopo che la guerra era ufficialmente finita. L'Università di Padova ha dedicato a Norma Cossetto una targa nel cortile del Bo. Ieri sera Bruno Cesaro ha chiesto al sindaco Ivo Rossi che le venga intestata una strada o una piazza della nostra città. visto che frequentava l'Università di Padova.